Buongiorno, sono Pierpaolo Pellinini, responsabile struttura cooperativa complessa medicina d'urgenza pronto soccorso dell'ospedale di Tolmezzo. Sono qui per dare descrizione di quello che è stato un traguardo ottenuto nelle settimane scorse, ossia l'inaugurazione della Stanza Rosa che è in pratica un obiettivo di cui ne andiamo orgogliosi, obiettivo raggiunto dopo un percorso che ha avuto un inizio circa due anni or sono, un percorso che rientra in quello che è il progetto del Codice Rosa, codice che è finalizzato alla gestione delle violenze di genere. Ci siamo resi conto che il problema era cogente anche per quanto riguarda la realtà dell'Alto Friuli e mancava sostanzialmente una organizzazione che prendesse in mano la gestione di questi contesti. La stanza in pratica che abbiamo voluto realizzare, grazie anche al contributo molto sentito in termini di ringraziamenti, che ha avuto come promotore il gruppo Despar per la raccolta di fondi finalizzati al progetto, a diversi progetti, tra i quali appunto anche l'istituzione della Stanza Rosa, si è potuto realizzare grazie anche alla collaborazione di diverse professionalità. In pratica abbiamo identificato un locale, una stanza appunto nell'ambito del nosocomio Tolmezzino, stanza che è stata adibita all'accoglienza delle fragilità e in particolar modo alle donne vittime della violenza, per quanto concerne la gestione nell'immediato, ossia una volta giunte in pronto soccorso, qualora ci dovesse essere l'esigenza di una locazione in un ambito protetto, abbiamo provato a pensare e un po' a inventare questo locale, adibendolo per quanto concerne le necessità della vittima, in termini di privacy, in termini di comfort e in termini di sicurezza. La stanza è dotata di un bagno, come si potrà vedere anche nei filmati che verranno proiettati, una camera con un letto, eventualmente una poltrona letto che serve ad eventuali accompagnatori. Il codice rosa è un codice particolare che viene attivato qualora esistono delle condizioni, grazie a un triage appropriato, dedicato, che identifica potenzialità attinenti alla tematica. Di conseguenza viene attivato un codice che in pratica è un codice a elevata priorità, per la quale la donna viene direttamente presa in carico dal personale pronto soccorso e vengono attivati tutti i percorsi conseguenti che riguardano un percorso clinico assistenziale e anche l'attivazione di tutte le figure chiamate in causa qualora dovesse appunto esserci e manifestarsi l'esigenza. Mi riferisco essenzialmente all'ambito psicologico piuttosto che all'ambito medico-legale o legale oppure all'ambito assistenziale. È un piccolo passo che indubbiamente apre un percorso molto lungo, ma in cui ci abbiamo creduto, ci crediamo e siamo convinti che il processo stia seguendo un giusto cammino. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa realtà. Ringrazio anche diverse figure professionali che vengono chiamate in causa nell'ambito di quella che è la rete del servizio che si viene attivato nel momento in cui si instaura un codice rosa, quindi mi riferisco non solo all'ambito del buon soccorso ma anche all'ambito del materno infantile piuttosto che all'ambito dei servizi sociali, che degli psicologi, delle forze dell'ordine, dell'aspetto giuridico, della magistratura e non ultimo devo dire un grande grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta dei fondi che, come ben sapete, hanno portato alla realizzazione di questo obiettivo. Grazie.